Qui oggi sul mio canale, oggi signori siamo finalmente tornati con un nuovissimo video. Oggi signori siamo finalmente qui con una nuova parodia. E come avrete letto dal titolo, cioè già appena leggete il titolo che ho scritto Daniele De Martino, siete obbligati a lasciare un like. Infatti oggi siamo qui con una parodia della nuova canzone di Daniele De Martino, ovvero Il fantasma del tuo cuore. Fammi pigliare fiato che già non ce la faccio più. Stavo aspettando una nuova canzone di Daniele e finalmente è arrivata. Infatti ringrazio Samuel e un'altra ragazza, aspettate non mi ricordo il nome, vado a leggere. Ringrazio Samuel e Cristina che appena è uscita la canzone di Daniele mi hanno subito mandato un messaggio su Facebook e mi hanno scritto: guarda che è uscita la canzone di Daniele, fai la parodia, muoviti. E quindi vi ringrazio per avermelo detto, perché sennò forse non l'avrei nemmeno vista. E mi raccomando, se siete nuovi ovviamente iscrivetevi al canale, perché siamo molto vicini agli 11.000 iscritti. Quindi ringrazio tutti quanti raga. Se siete nuovi iscrivetevi, lasciate un like a questo video. Per questa parodia su Daniele proviamo a raggiungere i 350 mi piace. E mi raccomando, queste parodie non sono per offendere Daniele, perché Daniele le guarda, tant'è che mi ha dedicato anche una frase in una sua diretta su Facebook dove ha detto che gli piacevano le mie parodie. Quindi prima di venirmi a dire fai schifo, pezzo di merda, bastardo, coglione, cretino, mamma tacca, mamma tallà, le parodie sono solo per ridere, non voglio insultare Daniele. Quindi adesso rilassatevi, fatevi una camomilla, fatevi chi lo cavolite, guardatevi la parodia e spero di strapparvi un sorriso come al solito. Da fare è tutto, io chiudo il video, ce ne potete niente parodia, ciao. Vamonos! Daniele mio, per carità di Dio, ha già fatto pure la rima. La canzone è iniziata da 4 secondi, già stai assalendo la povera ragazza, già tieni voglia di... Almeno dacci il tempo di capire il video in quale direzione vuole andare, se nella direzione dello stupro o nella direzione del rimorchio normale, per favore. Vedi? Vedi per andare di fretta cosa succede? La ragazza ha già capito che tipo sei, già capito che avevi bruttissime intenzioni e già ha tagliato la corda, già se ne aiuta. Vedi? Devi andare calmo, cuongio cuongio. Si è fatto pure male. Scusate se apro la parentesi, tutte le altre ragazze nei video di Daniele erano belle, ma mo ha superato il limite. Cioè, non so se la ragazza di sto video guarderà mai sta parodia, ma complimenti alla mamma, si proprio buona. Chi è? No Daniele, non me lo dire. Non me lo dire Daniele, perché ti preferivo prima a sto punto. Ma lo stalking no Daniele, sono contrario. Sono contrario allo stalking. Tra l'altro, ma sta Canon, sta macchina fotografica qua mica ti serve. No aspetta Daniele, mo sto parlando proprio con te. Mica ti serve, perché io dovrei prendere una videocamera, no? Che c'ho sta webcam che però la uso solo dentro casa. Dovrei prendere una videocamera e sta Canon è pure buona. Nel caso non ti servisse, no? L'hai usata giusto per far vedere che sei uno stalker. Forse sei uno stalker, io so che sei un bravo ragazzo, non ti preoccupare. Sto facendo il lecchino per farmi regalare la videocamera, stai zitto. Sta Canon mica me la vuoi spedire. Tanto c'è Pompeo che c'è il mio indirizzo, tu glielo dici, guarda devo spedire questa a Francesco e me la regali perché mi serve. Grazie Daniele, sei un compagno, grazie. Casta sempre da te e non so fa mai vedere. Oltre a essere cantante sei pure un fotografo, niente male Daniele, guarda che scatto che gli ha fatto. Ma Rui chi scatta, che la Vodafone che gli scatta la risposta cara. Quando tu ti giri intorno e poi non c'è, chi è? Come sta parlando di te? Stai morendo allo stesso. Non mi dite che si va a nascondere dietro il palo per favore, perché non ci credo. Ringraziamo Amaron. Ringraziamo Amaron. E tu non rispondi, poi ti spieta sto bene. Bravo Daniele, veramente, mi sta piacendo raga. Mo vedo di fare qualche battuta, ma mi sta piacendo. Tu ci avevi solamente a mia paratina. Io voglio vedere se arrivano a botti di vento, mo di fogliette che fine fanno. Ma mo vado avanti, voglio vedere se arrivano a botti di vento, mo. Ma perché non voglio capire? Ah, angullato con l'attack, Benerico. Io mangio sta cheat, ma già fai i fatti miei, perché sennò faccio solo figuri in merda qua. Il nostro amore non finisce dentro me. Ah, ma quindi voi ragazzi andate a letto così? Non vi struccate né niente, così siete già pronte per la mattina appresso. Brave, brave. Il famoso fantasma che credi è quel tuo Daniele. Io adesso so già che questa ragazza non lo riconosce, io lo so già. Non potevo mai immaginare che per amore tutto questo potevo fare.
visto che tu quando ti metti solo un paio di baffi sei irriconoscibile, organizza una rapina in banca. Vai in banca con un paio di baffi, che tanto non ti riconosce nessuno da quel che abbiamo visto, e rapina sta banca, te fatti i soldi, nessuno ti riconosce, è stato buono. Ma perché non voglio capire che per te non vado a impazzire. Su che io ti penso e non dormo e spero che la notte tu incontri di suona per sapere. No, non ci credo, è impossibile. È impossibile. No, aspettate. Ci stanno due Daniele. No, guaglio, non ne bastava uno. Non ne bastava. Io me ne vado. Facite i valigi. Venno finché siete in tempo. Perché due Daniele no. Due Daniele no. Che stasera sconvoglio st'amore e tu dico con due o tre parole sono io. Ma cosa stai facendo, Daniele? Io ti ho detto di rapinare una banca, no di rapire la ragazza. Ma che hai capito? Ma tu capisci fischi per fiaschi, aglio per cipolle. Un altro detto? Un altro detto. Fischi per fiaschi, aglio per cipolle. E poi un altro. Vabbè, un altro. Capisci un altro? Aiuto! Quando ti ricevi io paga la bolletta. Tu no? Non succede niente. Hai visto che è successo? Quelli dell'Enel non daranno tempo. Se ti scada la bolletta e non ha pagata, ti staccano la luce. E mo sta a scuro. Scema. Scema. Come l'ha detto? No, lo voglio risentire. Scema. Scema. Certo che ci sposiamo. Parodizzo il matrimonio. Gula, parodia in live del matrimonio di Daniele. Ma tu immagini? Vuoi tu prendere Daniele De Martino come tuo grandissimo sposo? Esco io da dietro. Vuoi passare sto guaio? Gula, Daniele, voglio venire al tuo matrimonio. Lo devo parodizzare in diretta. Parodizzo. Mamma, mo mi so fomentata. Già venivo un matrimonio tu. No, ma io mi sto immaginando un bambino che è rimasto azzeccato al pantaloncino. O pantaloncino, sì. Che è rimasto attaccato tipo al palloncino e se ne sta volando. Aiuto, Daniele, aiuto! Attivate pure voi l'immaginazione fervida che ho io. Immaginate un bambino che se ne sta volando insieme al palloncino. Sì, è una cosa brutta, però fa ridere. Quindi ragazzi, io spero vivamente, ma proprio vivamente che sto perdendo la voce, sto urlando, aspettate. Spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a lasciare un like. Arriviamo a 350 like per questo video, mi raccomando, so che potete farcela. Ditemi se questa parodia vi ha fatto sorridere, perché quello è il mio obiettivo. Spero di sì, spero di esserci riuscito a strapparvi un sorriso. E mi raccomando, iscrivetevi al canale perché siamo davvero vicinissimi agli 11.000 iscritti. Non vedo l'ora di raggiungere i 15.000, così possiamo festeggiare. Quindi condividete questo video con tutti i vostri amici e fatevi iscrivere al canale, così mi aiutate a raggiungere un piccolo obiettivo che per voi magari non è niente, ma per me 15.000 iscritti davvero, raga, è una cosa bellissima, una cosa grandissima. Quindi raga, vi ringrazio per aver visto questo video. Io come al solito vi do un bacione, un salutone, stay fighters and never back down.